Adesso noi attendiamo che la salma raggiunga Treviso e molto probabilmente sabato daremo l'ultimo saluto ad Elisa. Casale sul Sile ancora fatica a credere alla tragedia che si è consumata in Valle Aurina, al sorriso di Elisa Montanucci spento per sempre durante quella che doveva essere una felice vacanza in famiglia. Il paese che aveva accolto 11 anni fa la quarantenne, originaria di Umbertide, è pronto a dare l'ultimo saluto alla donna e a stringersi intorno al marito Fabio e ai due figli. In queste ore ho mandato un messaggio di vicinanza al marito e chiaramente in giornata cercherò anche di sentirlo direttamente. Elisa, insieme al marito e ai loro bambini, martedì stava percorrendo un sentiero in alta quota. Appassionata di camminate, aveva deciso di proseguire da sola. Non vedendola però tornare, Fabio aveva lanciato l'allarme. I soccorritori intervenuti ne avevano trovato il corpo, ormai senza vita, in fondo ad un canalone. Un incidente, una drammatica fatalità che all'improvviso ha portato via Elisa, a chi aveva avuto la fortuna di conoscerla e amarla. Elisa era una donna incredibile, amava l'arte, amava la musica, adesso stava imparando a suonare il basso insegnata da suo marito, andavamo a camminare tutte le mattine alle 5:30 con il cane. E era una donna super attiva e con una mente aperta fuori dall'ordinario. E l'amica Marta ora pensa a quell'ultimo insegnamento lasciato da Elisa. Io e Elisa avremmo dovuto vederci domenica sera. E il dolore di oggi, la sua scomparsa di ieri, mi porta a riflettere sul tempo. Ancora una volta Elisa insegna.